mandi amici dai TNF, in tal chiast. Veduto il periodo, a fasin contis di pore, doi. Sgarfando un po' tra le tradizioni e tra le leggende del Friul, soprattutto anche del Friul, dalle Chiagne, sono tanti le contis che tabain dalle stris. Stris, vabbè, magari il più delle volte saranno dalle femminis, un po' più vecchiutis, un po' più bruttutis, un po' più particolari, con tradizioni personali, che venivano ritenuti stare. Da chi sta puntata qui, ustabai dalle strie di Cleuris, la Filoi. La leggenda dice che a Cleuris, che è una frazione di Paluce, esisteva queste strie, queste clamate strie, che aveva il potere di trasformarsi in tune bestie, un po' come tutte le femmine. No, noi capitinci bestie, pensi o in tundiat, ma pensi o, non sai, o miscricciando con le tradizioni che ho sai io, ma poteva essere un qualsiasi trasfigurazione, tale vero che un uomo di Cleuris le ha vedute, no? E si è spaurito talmente tanto che c'è deciso di fare di là corri da ur. Si è spaurito, c'è vato a corri da ur, là se ne passa, no? Ma lui aveva voglia di chiappare. Prove di qua, prove di là, non arrivava mai, finché si è spaurito un'altra volta. Si che queste bestie che anche al sedi si è girati a fatto quentre e lui l'ha fatto il segno dalle cross e fa sì che succede che la bestia attorno a femmina, attorno alla Filoi. Lui le chiale e le ricognosse, però io subito ha fatto alto là, state Dio che se tu fai a desi che tu mi hai veduto e ti mandi che il malefici chi che tu ti spacchi tutti le gambe in unghiarie su di Cleuris. Vabbè, se tu vas a desi a Tor non è cognon tumoris. Se tu vas a desi a Tor che sei di Cleuris ti mur la femmine. E lei l'ha un po' attaccata a pensare, no? Insomma. Perché stai che l'anno dopo, poco dopo, l'uomo ha dovuto là per lavoro, là, in ungherie, là, e che non è venuto al chiaro, no? C'è chi... Ma non può essere che pensava altri, tanto vero che dopo il turno di lavoro, lui, dopo il turno di lavoro, tabbaiando con i colleghi, sarà detto, una volta hai veduto una di Cleuris che si è trasformata in bestie. C'è nasie, al nas che, tac, il giorno dopo al lavoro, un tronco al giro male, anche lo time, bram, mi spacca tutti le gambe. Tanto vero, e lì la divedite forse 76 lo ha mandato a casa perché ormai non era più utile per il lavoro, è tornato in Friuli, è tornato in Chiani, è tornato a Cleuris e lì tra girti pochi mura anche la femmina. Di che volte l'uomo si è un po' svegliato e non ha poi contato noi della Filoi, ha mantenuto il segreto. C'è un mondo di Savino o no? Perché lui l'ha aspettato che gli amori e dopodiché ha raccontato tutte le storie che sto dicendo come altre caratteristiche della Filoi al furcon che ieri aveva saputo che la sua confinante aveva una cassa e panche piene di farine per fare le polente, no? Non sai come che la combinare, però le aveva. La Filoi aveva l'idea e batte puarte, smondesso io mandi ciao. Ha un po' di farina che l'hai finita, vorresti combinarle in cur, però non le hai, e fa no, io farina no, sta baito, no? Che altro, tu sei sicuro di non è, no? No, hai. Allora si è arrabbiato, è arrivato a casa, ha fatto un magheggio, un'estrioneria, e il giorno dopo le tippe, le cassepaglie, oltre le farine, erano piene di viars. Quindi, anche in quel caso qui, la Filoi si è praticamente svendicata dalle mancanze di altre persone, no? Nel senso che il primo era un peteccione, è andato a contatto, ori, e vedete, non sta a contare, che chi gli ha contato una balle e ha detto no, le farine invece le aveva, e iesi dal soiesi a punive questi robis che dal suo punto di vista non l'avevano bene. Al vendit che alla fine delle fiere, quando la Filoi è venuta a mangiare, quando si sentiva in punto di morte, ha chiamato il prete a benedile. E il prete l'è là, l'è stato un bel po' lì a tabbaiare con gli.
l'ha mantenuto assolutamente il segreto, dice che si sono ditis. Anche perché se avevo il discorso di prima che se tu conti sti murla femmine se morivi miezi femmine in paese allora era un scandalo, no importa, il predi la dome dite che le femmine non erano triste, anzi erano buone femmine che alternavano le sue necessità di si distrire con altre di fare dal bene, e addirittura quando la Lega delle Streghe aveva imponuto di fare certi cattiveris, io non ho voluto farli, perché io, dopo tutto, ero una buona femmina che conviveva con il suo pensiero e col suo potere. Si conta che durante le vegle funebri sono arrivati dalle figure misteriose in tal paese, no? Vestiti di neri, con le redine col tul davanti ai voi, che sono là a portare l'ultimo saluto alla filoi. I davano una bussata tal cernelli e ognuno le salutava in un linguaggio differente che altri, come se fossero persone che arrivavano di nazionalità differenti. Alla fine, altre figure amantati di blanc hanno fatto le stesse robe e sono arrivati a portare l'estremo saluto alle filoi. A disi che di prima erano le stris, che altri erano le sfadis, dal plan delle stris. Il plan delle stris è un posto che ha le proprietà d'ogni Cleulis sul monte Tenchia. Io sono stato a Viodilo, è un evore bielus al consiglio di la Viodilo. Si dice che dal plan delle stris, le gnodi di San Giovanni il 21 di giugno, si chiatin a fa feste, a fa un raduno tutti le stris sloveni, tedeschi, furlani e dal circondari a fa una grandissima festa per festeggiare loro e si stris e per festeggiare anche le nature stesse. Che chi ha una liende che tabae dalle strie filoi, che chi è una liende che addirittura Carducci, tabbaiando al plan delle stris, ha voluto coi suoi viars metti in prose che cumò o voi come capos a Leus. Mandi a duci dai TNF in tagliast contis di pore doi mandi e saluto. In Carnia, sulle cime della Tenca, per le fate un bel danzar, un tappeto di smeraldo, sotto il cielo il monte par. Nel mattin perlato e freddo, delle stelle il muto arbor, snelle vengono le fate, su moventi nubi d'or, e le vengono con l'aurora, di Germania e via danzar, treman l'ombre degli abeti, nere e verdi, al traspar. Della botte che irrompe scroscia e le ridono al fragor, e in quel vortice d'argento striscian via le chiome d'or. Freddo e nitido è il lavocro, ed il sole ancor non par. Sulle vette del Tenca incominciano a danzar, bianche in veste, rossi i veli, i capelli nimbi d'or, che abbandonano ridenti degli zeffiri all'amor. Poi con voce argunta e molle, sì che l'arpe un suono par, le sorelle della Carnia incominciano a chiamar. Tra il profumo degli albeti e il balsamo dei fior, dalle valli ascende il coro del mistero e dell'amor. Sulla ruppe del moscardo è uno spirito penar. Sta con una clava in mane la montagna sfracellar, quando vengono le fate, egli obblia l'aspro lavor, e sospeso il manzappicchio guarda e palpita d'amor, che le fate al travaglioso mai sorridono non par. Il selvaggio sulla rupe si contenta di guardar, e talvolta un cappel verde el si mette per amor, ed un bel mantello rosso el riveste il suo dolor. Ai da tempio in sulla Tenca, niuna fatta non appar, sol la but fra i verdi orrori, sode argentea scrosciar. E il dannato su il moscardo, senza più tregua d'amor,
Notte di col manzampicchio rompe il monto il suo furor. Hai le vaghe fantasie dal mio spirito esular ed il torrente di memoria ondo funebre mugghiar. Niun fantasima di luce cala ormai nel chiuso cuor e lo rompe a faida e il caruccio e il dolore.